Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, non vorrei rovinare il clima sanremese, di cui peraltro parleremo nell'intervista di oggi con il nostro ospite della settimana, perché volenti o nolenti il clima sanremese monopolizza una settimana di dibattito e di vita nazionale. Però oggi il giornale riporta in prima pagina una rivelazione che è una domanda inquietante, che non possiamo non farci, non ripetere, non reiterare finché arriverà una risposta credibile, perché riguarda la vita istituzionale democratica del paese, comunque uno si collochi politicamente. La notizia riportata dal giornale è questa: Prodi era vicino alla rete del KGB. La voce ritorna nelle carte inglesi. In un documento desecretato, l'ex agente Litvinenko riporta la confidenza di un alto ufficiale. Allora, noi riportiamo quello che a sua volta riporta il giornale, che appunto è un documento desecretato dal governo britannico, scovato dalla giornalista Nicoletta Maggi, che rilancia una cosa che era già uscita, perché Litvinenko, ex agente, quello poi come dire, ucciso dal Polonio sostanzialmente, aveva già riferito che sue fonti all'interno del servizio segreto, prima sovietico e poi russo, gli avevano fatto questa confidenza per cui Prodi era vicino al KGB. Però insomma un conto è una voce riferita, un conto è viceversa l'esistenza di questo documento in cui Litvinenko riempiva, cito sempre dalla ricostruzione del giornale, 2 pagine in cui annotava: "Sono venuto a conoscenza del fatto che Romano Prodi, il presidente dell'Unione Europea", che allora era il presidente dell'Unione Europea, "è una persona vicina al KGB", cioè al servizio segreto, mhmm, prima dell'Unione Sovietica, cioè della principale potenza nemica dell'Occidente e dell'Europa libera, e poi della Russia putiniana, su cui oggi tutti fanno finta di scandalizzarsi perché Trump sta parlando con Putin. Questa ci sembra una domanda un po' più inquietante, però, per quanto riguarda almeno la storia e la cronaca italiana. Continua Litvinenko in questo documento, riferendo che la sua fonte sarebbe un vice direttore dell'FSB, il successore del KGB, con il quale ho mantenuto contatti segreti fino ad oggi. Ehm, la giornalista Magica appunto ha riportato questo documento desecretato sul suo sito. Ci informa che è stato declassificato da Downing Street il 17 luglio 2018. E la ricostruzione è questa: Litvinenko stava preparando la sua fuga verso ovest, perché era già abbastanza sgradito, insomma, agli apparati di provenienza. Avrebbe chiesto a questo alto agente dei servizi russi un consiglio su dove, in quale paese scappare. Io volevo andare in Italia perché mio fratello Maximino era andato in Italia, ma questo interlocutore selezionato, a quanto riferisce Litvinenko, lo mette in guardia: quella persona mi ha detto di non andare per nessuna ragione in Italia e in Germania, perché c'erano molti agenti del KGB al governo di quei paesi, al governo di quei paesi. A questo punto salta fuori il nome pesante per eccellenza. Citerò solo una nostra persona, avrebbe detto quest'alto ufficiale, una nostra persona, che attualmente è il presidente dell'Unione Europea e si chiama Romano Prodi. Allora, questo è quello che viene ricostruito dal documento, scovato dalla Maggi e rilanciato oggi in prima pagina dal giornale. Ovviamente non ci sfugge che nella storia dei servizi russi c'è la disinformazia come colonna portante, non ci sfugge che questa è una domanda da cui si dovrebbe spalancare un'attività di indagine, di ricognizione, che può portare a risposte varie, anche opposte. Però la domanda è drammatica e non se la sta facendo quasi nessuno. Cioè, la domanda che emerge da questi documenti del governo britannico, cioè non li hanno stampati in una sede della Lega o di Fratelli d'Italia, no? Emerge la seguente domanda: il 2 volte Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, una volta Presidente dell'Unione Europea,
una figura che peraltro non è che ha i giardinetti in questo momento, cioè chiunque segue la cronaca politica sa che Romano Prodi sta tessendo ora, mentre stiamo parlando, le fila del centrosinistra italiano, sta gestendo questa operazione, diciamo, centrista di sponda al PD, di catto comunismo 5.0 che ha vari protagonisti, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, l'eterno Gentiloni, un certo mondo ex popolare, e il grande tessitore di tutto questo è, come dire, quasi un'ovvietà, è Romano Prodi. Romano Prodi va ogni settimana in una trasmissione televisiva, Piazza Pulita, ad attaccare e contestare la Premier, cioè svolge un ruolo di tessitore del centrosinistra e di leader politico ombra oggi. Ebbene, questa persona che ha ricoperto incarichi pesantissimi, che ha avuto in mano le leve del governo e della vita dei cittadini italiani, addirittura dei cittadini europei, che oggi conta ancora tantissimo nel centrosinistra italiano, era sì o no un uomo del KGB? Era sì o no vicino al KGB? Io non lo so, ma so che non ci si può non porre la domanda fino in fondo. Non si può non cogliere la tragicità della domanda, perché se la risposta fosse sì, vuol dire che noi siamo stati governati a lungo e da Roma e da Bruxelles da una persona che era vicino al KGB. Non so se avete presente cos'è il KGB, no? Era appunto l'articolazione anche più mitologica, no? Di una potenza straniera totalitaria nostra nemica. Come dire, il presidente di un governo della NATO era vicino al KGB, ma si spalancano domande a oltranza che veramente turbano i nostri ultimi decenni di storia italiana. Quindi io purtroppo temo che non si solleverà il dibattito che si dovrebbe sollevare. Noi nel nostro piccolo possiamo proviamo, scusate, a tenerlo vivo, perché la domanda è drammatica. Romano Prodi era un agente del KGB, sì o no? È tuttora un uomo vicino agli apparati russi o ad apparati antioccidentali, sì o no? Non si può sfuggire da questa domanda se si tiene alla democrazia come parola sostanziale e non solo retorica da salotto TV. Grazie a tutti, rimanete con noi perché a breve appunto abbiamo la nostra intervista settimanale Parlando Liberamente. Vi aspetto.